Va in avanti Cabrini. Rossi, gol! Rossi! L'Italia in vantaggio, Rossi! Io la prima cosa che faccio tutti i lunedì quando vado ad aprire il giornale, vado a vedermi cosa ha fatto il Vicenza, perché Vicenza per me è il cuore. È la mia città e la mia squadra proprio. Guardarsi indietro oggi con una nazionale che non è arrivata nemmeno al primo giro di boa fa un po' nostalgia, quello sì. Ma Paolo Rossi, il pallone d'oro, golden boy del calcio italiano, la punta di diamante che ha portato il Veneto nella storia di questo sport, oggi pensa solo alla sua Vicenza, che da sabato diventerà una delle tappe della mostra nazionale sulla sua storia e quella dell'Italia dell'82. Io sono arrivato a giocare in nazionale dal Vicenza, all'epoca era difficilissimo, da una piccola società riuscire ad arrivare in nazionale non era assolutamente facile. Il mondiale del 78 in Argentina con quella maglia, da lì in poi la scalata, la tripletta al Brasile che ha reso possibile davvero credere nel sogno italiano. Dall'82 a oggi una mostra per riflettere e chissà, per tornare a credere che quel sogno sia ancora possibile anche a Vicenza. Dobbiamo ripartire con un po' di slancio e un po' di positività, ricreando le basi per ricostruire una nazionale importante, perché il nostro ruolo e la nostra storia ci impongono di tornare a livelli davvero importanti, siccome ancora oggi ne abbiamo secondo me le possibilità e quindi dobbiamo ritrovare l'Italia vera.